quasi 300 interventi, quindi questo significa che interventi in grandissima parte fatti per l'uso di tempi diversi di una domanda per l'ingegner Carraro. Prima nella sua introduzione, a proposito dell'attività di cava, citava una diversa modulazione autorizzativa o normativa in rapporto alle cambiate condizioni di mercato. A che cosa si riferiva esattamente? E poi una domanda invece per il dottore, che non mi ricordo come si chiama, che riflesso l'assessore, che poi questo è anche diciamo, un argomento di politica generale della regione, no? Visto che è sicuro che l'incremento della massa legnosa è aumentato rispetto al 68, al 70 e quegli anni lì, cioè del resto questo si potrebbe rilevare anche nei piani economici decennali, insomma, perlomeno nei boschi dove si fa normalmente il prelievo, e lì è subito, diciamo, subito evidente, no? Che provvedimenti si pensa di varare nel prossimo futuro per valorizzare questa massa legnosa che normalmente è sottobosco o comunque di materiale legnoso non tra virgolette fresato perché non è per tavolare o quant'altro, insomma, con proprio in termini di biomassa per la produzione di energia sia elettrica che calore? Per quanto riguarda il problema dell'attività di cava, magari si sta studiato da qualche parte. Cioè, ci sono state delle modifiche nel corso di questi ultimi anni nell'utilizzo di materiali provenienti dalle cave, perché l'attività edilizia e le opere insomma, di ingegneria civile e infrastrutturali in questi ultimi anni, purtroppo, o per fortuna, non lo so, ma penso che purtroppo insomma, sono di molto ridotte e quindi anche la necessità di mettere a disposizione del materiale arido proveniente dalle cave, proveniente da altre fonti si è di molto incrementato, i costi si sono ridotti e quindi anche la pressione molto forte che c'era fino a qualche anno fa su questo settore è sensibilmente diminuita. Ciò non toglie che è un settore che va assolutamente regolamentato e normato anche per adeguarsi appunto a queste oscillazioni nelle condizioni di mercato, e quindi ecco perché la direzione geologia e georisorse sta operando per la revisione del PRAC e per la modifica e l'adeguamento della legge regionale di cava. Molto brevemente, perché buona parte delle cose le hai detto tu. Sostanzialmente sinora non c'è una vera pianificazione dell'attività, per cui noi rispondiamo su sollecitazioni da parte esterna, soprattutto da parte degli imprenditori. Noi stiamo cercando per in questi 30 anni della terzo tentativo di predisporre il piano cave che quindi parta dal reale fabbisogno aggiornato, non più il fabbisogno di 4-5 anni fa, quando c'era un'economia totalmente diversa. E quindi aggiornare, quindi prendere i veri fabbisogni e soprattutto individuare anche le aree in cui andare a realizzare questa attività. In questo senso credo che si voglia cercare di innovare e regolamentare. Allora, la Regione si è già dotata di una legge sull'utilizzo delle biomasse legnose nel 2006. I risultati non sono stati granché e questo ci ha portato a fare una profonda riflessione al nostro interno per valutare cosa bisogna fare affinché questa biomassa diventi davvero interessante dal punto di vista economico. Però non dobbiamo soffermarci solo su questo aspetto, in realtà noi dobbiamo rivedere la legge forestale, cosa che è anche in discussione, anche in Consiglio, proprio perché dobbiamo dare un'impronta completamente diversa. Un piccolo passo in avanti è stato fatto con la possibilità di costruire delle piazzole dedicate
al materiale da destinare alla biomassa, alla cipatura, è stata fatta questa primavera in aprile. Adesso stiamo ragionando su una nuova visione della viabilità forestale, perché siamo anche lì fermi. Dopodiché, fatto il quadro complessivo, rivisti gli aspetti che ci riportano alla legge del 78, vorremmo davvero rendere più semplici le operazioni di riduzione della superficie boscata, che oggi sono vincolate a determinati parametri. In questo senso vorremmo anche essere più elastici, avere una visione, dare una visione di semplificazione e di sburocratizzazione delle procedure, evitando però di perdere il controllo di tutto ciò, per cui la pianificazione, i piani di riassetto, i piani di riordino vanno rivisti proprio in questa funzione, quindi rivisitando la legge forestale, rendendola più consona ai tempi che stiamo vivendo, aumentare però la tipologia dei controlli che noi saremo chiamati a fare, perché il rischio è che se apriamo troppo poi la gente se ne approfitti e ognuno faccia un po' quello che vuole, mentre noi dobbiamo dare meno regole possibili, quindi lasciare più libertà d'azione nei nostri boschi, però sapendo che il controllo è molto più rigoroso. Proprio questo è la sfida che ci vedrà impegnati nel 2012, coniugare quindi semplificazione e burocratizzazione con però capacità ed efficacia dei controlli, perché riteniamo che il bosco possa diventare davvero una risorsa estremamente importante sia dal punto di vista energetico. Noi abbiamo visto che piccoli impianti di sfruttamento del riciclaggio eccetera possono diventare molto utili per esempio agli enti locali per riscaldare i locali dei propri municipi, delle scuole eccetera. D'altro canto possiamo attivare anche un sistema economico legato alle imprese forestali e boschive, le quali possono trovare attraverso questo sistema un fattore di business. Non dobbiamo mai dimenticarci che i nostri boschi non sono boschi comodi. Ecco perché abbiamo la necessità di migliorare la viabilità di accesso a questi boschi. Vedete, è un sistema che insieme non è così semplice da compenetrare, però insomma nel 2012 speriamo di arrivare con degli atti normativi interessanti in questo senso. Facciamo un giro di risposte e poi ci proseguiamo. Nicola Pinco, Presidente della Commissione Ambiente. Sì, buongiorno a tutti, ringrazio innanzitutto l'assessore per avermi invitato a questa conferenza stampa, ma soprattutto lo ringrazio perché penso questo sia un sistema, un modello anche da seguire un po' per tutti gli altri assessorati, perché serve per mettere in evidenza l'operato di un anno all'interno di un settore particolarmente delicato come quello dell'ambiente, in un periodo dove la questione ambientale è tornata di notevole rilievo. Basta pensare che fino a qualche anno fa la delega all'ambiente sembrava un qualcosa che qualcosa di secondario magari rispetto ad altre deleghe, magari parliamo di lavori pubblici, urbanistico e quant'altro, ma abbiamo visto dall'alluvione dello scorso anno che la questione ambientale è una questione importantissima, in quanto ne deriva un po' il nostro star bene, il nostro vivere all'interno del territorio, e soprattutto dall'alluvione dello scorso anno si è visto che la nostra è una regione fragilissima, che purtroppo per molti anni non si è intervenuti, non si sono fatte quelle opere fondamentali e strutturali e purtroppo ora ne paghiamo le conseguenze. Siamo di fronte a una forte crisi a livello economico, ma penso che questo sia anche il momento per decidere, per vedere che cosa vogliamo fare anche a livello territoriale. E questo impegno da parte della struttura della direzione ambiente, da parte dell'assessorato, posso dire anche come commissione, c'è un impegno proprio nel voler riorganizzare anche il Veneto a livello ambientale. Abbiamo sentito parlare del piano di rifiuti speciali, un piano fondamentale che serve anche per mettere un attimo la parola, per mettere un freno, diciamo, alla voglia di molti privati di realizzare nuove discariche e quindi a un business anche di rifiuti speciali, quindi individuare all'interno della regione delle determinate aree e zone dove si possono conferire questi rifiuti. Abbiamo sentito parlare di piano cave, però abbiamo altri due problemi fermi in commissione, che sono principalmente il problema della revisione dell'atto rifiuti. Attualmente il progetto di legge è sospeso in commissione via per alcune, per alcuni problemi a livello politico con le opposizioni, ma anche per alcune scelte a livello nazionale proprio che riguarda le province. E mentre un altro
vuole una politica di tagli, quello che è importante è che una politica di tagli poi non porti ad una politica di tagli dei servizi, perché l'ARPAB è un ente fondamentale soprattutto nella tutela e nella difesa del territorio, quindi quello che voglio fare in commissione è un lavoro che porti sia a una ristrutturazione dell'ente, ma che l'ente continui ad esercitare un ruolo fondamentale per la tutela delle nostre acque, del nostro territorio ed in generale, diciamo, di tutto il sistema ambientale. Abbiamo visto che comunque la nostra è una regione che è impegnata non solamente a livello, diciamo, territoriale, ma anche intrapreso una serie di iniziative a livello intraregionale con altre regioni, e anche a livello comunitario ha sottoscritto alcune convenzioni per quel che riguarda tutto il problema della tutela dell'atmosfera, e anche qua mi auguro che si riesca a fare un vero e proprio lavoro di coordinamento con le province, con le altre istituzioni a livello nazionale ed europeo, per limitare un altro problema fondamentale, che è quello proprio dell'aria e dell'inquinamento. Quindi anche da quello che ho visto ultimamente, se ci sono dei fondi a livello europeo sono proprio sul sistema anche ambientale, quindi investiamo a fare dei piani che ci consentono di ottenere, speriamo, qualche finanziamento per pensare un po' più al nostro territorio, un territorio che, diciamo, sotto il profilo industriale ha dato tanto alla nazione ma anche alla regione, ma che ora si trova ad affrontare determinate problematiche che non sono da poco, perché da questo ne deriva la salute dei nostri concittadini. Colgo l'occasione per ovviamente augurare a tutti voi un buon Natale, nella speranza che il 2012 ci porti un aiuto, diciamo, soprattutto sulle tematiche ambientali per fronteggiare le sfide del futuro. Grazie. Primo giro di risposte, assessore, poi abbiamo due domande ancora da Tentini di Movita quantomeno. Cristina De Rossi. Allora, innanzitutto grazie della partecipazione, grazie soprattutto quello che è stato lo stimolo proprio dell'associazione ARGAB, dei giornalisti e comunitari che hanno voluto proprio fare una sintesi, possiamo dire, del primo anno effettivo, perché dobbiamo ricordare che le strutture sono state riorganizzate a fine dell'anno scorso e quindi è stato veramente quest'anno il primo anno in cui abbiamo messo veramente in moto quello che poteva essere l'obiettivo dell'assessorato insieme appunto a quello delle strutture e poi di conseguenza anche di quello che è il lavoro fatto in consiglio regionale. Un anno che sicuramente ha guardato all'emergenza e quindi ai risultati che sono stati fatti dell'emergenza, ma parlare appunto di quello che si vuole fare su tutto il resto non vuol dire appunto non aver fatto. Non aver fatto soprattutto vuol dire aver preso consapevolezza che in questo momento, si parlava appunto di difficoltà economiche, dobbiamo guardare soprattutto a una riorganizzazione normativa, legislativa e dall'altra parte anche poi una conseguenza operativa su certi settori. E nel ringraziare appunto il lavoro fatto da tutte le strutture, da tutte le persone che, ripeto, professionalmente preparate hanno voluto dare il loro contributo all'interno delle varie strutture, ringraziando Regina Carrano in particolare come segretario appunto dell'ambiente e di conseguenza anche il commissario Comacchio, che appunto oggi non può esserci, che appunto ha competenza sul primario, che appunto a cui fa parte il servizio forestale. Dall'altra parte tutti i responsabili delle varie direzioni, l'ingegner Pinato, l'ingegner Pugliatti, l'ingegner Benassi, che appunto è arrivato per ultimo all'interno della struttura, ma che sicuramente ha dimostrato, grazie anche al lavoro di chi magari l'ha supportato in questi mesi, nell'entrare in merito a quelle che sono tematiche fondamentali dell'ambiente. In particolare volevo ringraziare il dottor Masia, che nel frattempo ha retto a interim quello che è stato appunto l'attuale ruolo del dottor Benassi, e quello che è appunto stato un lavoro soprattutto di calibrare la squadra. Penso che questo sia stato soprattutto il risultato di questo primo anno, di dimostrare che si può veramente anche affrontare in maniera operativa quelle che sono le istanze, proprio partendo dalla professionalità interna delle nostre strutture. Volevo ringraziare innanzitutto anche l'unica
dirigente donna, che è la dottoressa Penna, che si è preso un compito importante, quella della direzione via. Anche questo penso sia un ruolo fondamentale nella valutazione di tutti quelli che sono gli impianti, le opere, le infrastrutture che vengono calate nel nostro Veneto e che hanno bisogno della giusta attenzione ambientale. E quindi anche la massima collaborazione con le strutture. Su questo dovremo puntare, anche su una ricalibratura degli obiettivi e soprattutto anche delle tempistiche. Proprio su questo, nell'ambito del VIA, nell'ambito delle varie pianificazioni, andare a riordinare e riproporre con modifiche normative quelle che sono le necessità sia delle competenze sia della tempistica, perché poi è quello l'effetto su cui noi dobbiamo anche confrontarci con il mondo imprenditoriale, con il mondo appunto che poi chiede e in qualche maniera ha bisogno di risposte. Su questo si è lavorato grazie a tutte le strutture per quanto riguarda anche un rapporto, un confronto diretto, ad esempio col mondo imprenditoriale. Con Confindustria abbiamo costituito un tavolo di confronto continuo, sia tecnico sia politico, e su questo stiamo arrivando ad avere i primi frutti. Quelle proposte che sono state presentate, ad esempio, sulla normativa, sulla regolamentazione per l'autorizzazione dei centralini, per quello che sta portando avanti come modifiche del piano di tutela delle acque, quelle che sono norme che si stanno predisponendo in vari settori, nascono da quello che è il confronto diretto dalle esigenze operative e imprenditoriali con quelle che poi sono le esigenze di controllo, soprattutto di verifica, ma soprattutto anche di autorizzazione che la Regione insieme ai suoi bracci operativi, ai geni civili, all'APA stessa, perché anche l'APA entra proprio nell'ambito di quello che è il confronto sulla gestione e sul controllo delle azioni che poi vengono intraprese con le varie autorizzazioni. Penso che il lavoro fatto in quest'anno, che appunto ha guardato all'emergenza, ha messo magari in luce quelli che possono essere aspetti importanti di riforme e di obiettivi. Pensare ad esempio una, chiamiamola, agenzia dell'acqua. Proprio questo è un tema su cui ci si è confrontati proprio in relazione a quelle che sono state le necessità di affrontare l'emergenza, ma che servono anche a poter ristrutturare un sistema di gestione di vari servizi che sono legati all'acqua, che attualmente magari sono divisi. La sicurezza idraulica, la difesa del suolo è divisa rispetto al ciclo idrico integrato. E sono aspetti che vedono la necessità di uniformare le scelte e anche le modifiche legislative sulla base della modifica di norme nazionali. Abbiamo visto appunto la necessità di riformare le autorità nell'ambito della gestione del ciclo idrico e della gestione dei rifiuti, perché la normativa nazionale ha imposto l'eliminazione degli atti. Su questo si è lavorato anche grazie soprattutto al supporto delle strutture e si è guardato soprattutto anche all'attenzione massima per quello che è stato il lavoro fatto nel territorio in questi anni, perché il Veneto ha dimostrato una forte capacità anche a livello locale di coordinare l'azione ad esempio dei sindaci, degli settori locali che hanno fatto delle scelte per quanto riguarda sia nella gestione dei rifiuti sia nel ciclo idrico importanti. Hanno fatto delle scelte che hanno guardato magari al di là del campanilismo, ma che devono essere garantite nell'ambito delle riforme. Il controllo del pubblico, ad esempio, nell'ambito del ciclo idrico integrato è fondamentale perché poi sappiamo tutti, le tariffe incidono sul costo del servizio, che noi speriamo sia di qualità, ma poi sul costo effettivo dei bilanci familiari. È proprio su questo che siamo arrivati appunto in direttiva finale per quanto riguarda la modifica della gestione del ciclo integrato. Abbiamo un progetto di legge che costituisce l'autorità unica regionale con una gestione invece mantenuta nell'ambito degli attuali bacini, che sono appunto la configurazione degli attuali
avviato, che mantengono quel lavoro che è stato fatto, soprattutto nella pianificazione e sulla volontà degli investimenti necessari per garantire il servizio stesso. Ma dobbiamo guardare soprattutto a quella che deve essere un quadro generale di pianificazione regionale, perché se guardiamo ad esempio ai rifiuti, sta saltando quello che era la pianificazione che abbiamo approvato nel 2004 con il piano regionale, che vede appunto la necessità di rivedere i confini che non possono più essere quelli delle province, ad esempio per quanto riguarda l'impiantistica, e guarda invece a una pianificazione che dia una copertura territoriale a livello regionale. Pensare appunto di unificare, questo è il lavoro che si sta facendo, i due piani, quello dei rifiuti urbani insieme a quelli dei rifiuti speciali, vorrà dire mettere in sinergia quel patrimonio di impiantistica che abbiamo già esistente sul territorio, che vede una certa difficoltà, perché lo vediamo, il rifiuto urbano ad esempio scarseggia, e gli impianti si reggono su un quantitativo minimo necessario che appunto possa essere fondamentale per garantire il bilancio di gestione dell'investimento e del servizio stesso. E quindi aprire a quello che invece l'impiantistica attuale e anche a quello che può essere lo smaltimento dei rifiuti speciali, questo può essere una soluzione che rimetterebbe sicuramente in discussione appunto una pianificazione che non può essere più limitata alle province. Anche qua, il tema delle province. Molte norme, molte leggi regionali avevano teso a un passaggio di competenze. Anche questo in previsione di quella che è una riforma federalista istituzionale che dovrebbe dare alle regioni quel potere legislativo fondante poi e di pianificazione generale, ma che doveva dare a un ente di coordinamento sul territorio un ruolo di gestione diretta. Purtroppo questo sta saltando e bisognerà capire come si andrà a ridefinire questo quadro. E si parla di unione di comuni, si parla di servizi appunto coordinati a livello territoriale, però qui siamo a un bivio, un ritorno di certi poteri, di certi deleghe di nuovo alla regione, che dovrà coordinare a livello regionale, rispetto a quello che sarà una gestione ad esempio di certi servizi direttamente. E quindi su questo dovremo appunto affrontare appunto norme che avevamo impostato in una certa maniera, che avranno bisogno di modifiche. Io spero che ci sia un quadro veramente a livello nazionale definito. Stasera appunto ci vedremo con il ministro Clini a Milano per quanto riguarda una riunione con tutte le regioni del nord per quanto riguarda l'inquinamento dell'aria. Io spero che appunto con l'occasione daremo quei messaggi che sicuramente saranno fondamentali sul quadro ambientale che ha bisogno di, veramente soprattutto di una certezza normativa, soprattutto poi anche su quello che è la gestione. Sappiamo tutti la questione della gara, dell'in-house, della gestione in-house, di una questione che poi incide anche sugli investimenti. Noi abbiamo i gestori che sono in forte difficoltà in questo momento perché non hanno capacità appunto di copertura finanziaria, le banche non fanno più credito al di là appunto di una situazione più generale, ma sulla base appunto di una mancanza di certezza sulle autorità della gestione di questi servizi, dal ciclo integrato a quello di rifiuti. Allora è proprio per questo che proprio in questo momento dove si tenta di rilanciare l'economia c'è bisogno anche appunto di una certezza. Penso che questi sono stati appunto, sono gli obiettivi che appunto arrivano da un lavoro che è stato fatto, da un lavoro che vede una difficoltà di bilancio, e su questo non possiamo nascondere qual è stata anche la difficoltà dell'ultimo bilancio rispetto a quella che è stato il reperimento di risorse. Noi avevamo capitoli di spesa fortemente ridimensionati, spese di gestione che sono vincolanti, che come ad esempio per il servizio forestale non erano state garantite dal bilancio appunto preventivo del 2011, che sono state sopperite proprio in fase di assestamento. E proprio questo è l'impegno di cercare nell'ambito proprio del prossimo bilancio di
previsione per il 2012 di riuscire da subito a trovare la copertura di certe risorse. Non sarà facile perché dobbiamo ricordare che già tagliando il 40% di capitoli comprimibili di spesa dei vari assessorati, escluso la sanità, noi abbiamo 200 milioni circa ancora dove non sappiamo bene dove trovare. So che l'assessore Ciampetti ha già una proposta, deve ancora mostrarsela forse per non farci pronto Natale. Ma l'obiettivo è quello però di dare delle priorità e penso che l'aspetto ad esempio della sicurezza idraulica sarà una di quelle priorità che sicuramente dovranno mettere in campo risorse. Su questo posso già preannunciare 50 milioni che vanno extra quello che è appunto il bilancio di quest'anno. Noi quest'anno abbiamo tamponato, possiamo dire, un po' la capacità di spesa con quello che avevamo per fortuna messo in legge qualche anno fa. Noi avevamo raddoppiato i canoni della gestione delle acque